Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano La Nazione Siciliana, le notizie dalla Sicilia in 3 minuti. Catania, centrodestra spaccato, manifesti della Sudano. La Lega scende in campo a Catania con Valeria Sudano senza attendere le scelte della coalizione. La città è già piena di manifesti 6x3 con la faccia della candidata e lo slogan Catania vale. E Salvini ieri ha dichiarato che la Sudano è la migliore candidata per guidare la città. Lo scontro rischia di spaccare l'intera coalizione in Sicilia e di mettere in difficoltà il governo regionale. Partono i cantieri dell'autostrada Ragusa-Catania. Nella sede catanese dell'ANAS sono stati consegnati ieri alle imprese aggiudicatarie i lavori dei 4 lotti in cui l'itinerario è stato suddiviso. L'opera prevede un investimento complessivo pari a 1.434 milioni di euro. Ne ha dato notizia il presidente della regione. L'avvio delle prime attività di cantierizzazione, recinzione delle aree, costruzione delle baracche di cantiere avrà luogo già a partire dai prossimi giorni per tutti i 4 lotti. Decreto ISAB, Urso e Pichetto salvano il depuratore IES. Firmato ieri dal ministro delle imprese Adolfo Urso e dal ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto, il provvedimento che salva dalla chiusura le imprese del petrolchimico siracusano impedendo la cessazione delle attività del depuratore IES. Il provvedimento afferma che la raffineria ISAB di Priolo è un sito di interesse strategico nazionale e indica il depuratore IES come infrastruttura necessaria ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti. L'impianto dovrà essere messo a norma entro 36 mesi. Approvato calendario siciliano eventi principali del 2023. È stato pubblicato ieri dall'assessorato al turismo il calendario degli eventi principali che si terranno in Sicilia nel 2023, spettacoli teatrali, rassegne musicali, cinematografiche, gastronomiche, gare sportive e feste religiose. Il calendario ha finalità promozionali e comprende le manifestazioni di maggiore richiamo turistico. Il calendario può essere scaricato dal portale istituzionale della Regione. 211 nuovi bus extraurbani a basso impatto ambientale. Svolta green nel trasporto pubblico extraurbano in Sicilia con il contributo della Regione. Entro il settembre di quest'anno 211 nuovi bus a basso impatto ambientale arriveranno alle aziende del settore. I bus sono finanziati attraverso un bando di cui è già stata pubblicata la graduatoria. Verrà quindi presto rinnovata buona parte delle flotte bus impegnate per il trasporto pubblico extraurbano in Sicilia, aumentando efficienza e sicurezza dei mezzi. Controlli della forestale scoprono agrumi extraeuropei. Agrumi, altra frutta e verdura non tracciabili al mercato ortofrutticolo di Palermo. Il NORAS, Nucleo Operativo Agroalimentare Siciliano della Forestale, ha effettuato ieri controlli approfonditi, procedendo a sequestri, contravvenzioni e comminando 18.000 euro di multa. Controllati in particolare gli stalli con frutta proveniente da tutto il mondo. Sulle nostre tavole arrivano troppo spesso frutta e verdura, particolarmente agrumi, spacciati per prodotti locali, danneggiando fortemente i produttori siciliani e spesso anche la salute dei cittadini. Plaude la Coldiretti. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana notizie.sicilia. Per approfondire le notizie andate sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.